anni, attività unica e partita IVA vera. Ho fatto una presentazione per inquadrare, diciamo, una tipologia di attività che ovviamente non è soltanto mia, che esiste. È ovvio che i percorsi per far sì che questa è un tipo di attività che è uno sviluppo, diciamo, di attività e carriera che sta in difficoltà, esiste, però certamente deve essere normata, deve stare dentro un quadro di regole, insomma, un contesto più agevole di quello che ovviamente non sia adesso, come è stato ben detto nella giornata di oggi. Io voglio fare precisamente due notazioni che faccio anche come esponente dell'ANA e come presidente dell'ANA Sardegna. Una velocissima sul tariffario, ricollegandomi a quanto detto dal nostro vicepresidente Salvo Barrano, tanto che riteniamo che questo punto, quello di dare un inquadramento generale del valore del nostro lavoro, sia importante, che abbiamo lavorato al tariffario. Il tariffario esiste, è frutto del lavoro di anni, una forte elaborazione soprattutto negli ultimi due, alla luce anche delle novità legislative, ma su quale si è lavorato brevemente in questo modo, essendo la nostra un'associazione di carattere territoriale, quindi con rappresentanti del territorio e con organi elettivi di carattere nazionale, direttive e segreteria. Il discorso è stato fatto partendo dalle situazioni reali di tutta l'Italia, i nostri rappresentanti in quasi tutta l'Italia sono, e quindi creando veramente una conoscenza anche molto approfondita delle diversissime situazioni degli archeologi in Italia, e quindi cercando di approfondire le varie problematiche e di portarle al sistema. E questa è una visione di carattere nazionale del problema, perché il problema è articolato e anche se alcuni problemi abbiamo visto poi sono sempre gli stessi, ci sono situazioni locali territoriali differenti. Quindi il tariffario esiste e dico che è stato fatto brevemente, oltre che con questo criterio, anche utilizzando la documentazione ovviamente storica, tariffari e proposti dalle regioni, all'interno delle stesse sovrintendenze, ma anche in particolare con due criteri che sono i criteri di analogia, cioè analoghe funzioni in altre professioni riconosciute, normate da ordini e i cui tariffari sono sanciti da decreti del Ministero di Grazia e Giustizia, quindi per analogia, cosa riconosciuta dalla normativa italiana, e poi per i prezzi di mercato. Esistono dei prezzi di mercato ufficiali, ne cito soltanto uno, che è il tariffario del genio civile, che esce ogni mese con aggiornamenti dei costi, non solo dei mezzi, dei materiali, ma della manodopera, dove ci sono professionalità che sono assolutamente analoghe alle nostre per qualifiche e funzioni. Quindi dei riferimenti ci sono, noi li abbiamo utilizzati e li proporremo quanto prima all'attenzione. Secondo punto, brevissimamente, l'archeologia preventiva. Concordo con quanto molti hanno detto, è un punto fondamentale, è una rivoluzione all'interno del nostro mestiere, un aspetto importantissimo, anche per l'università oltretutto, che vede qualificato anche i titoli di studio che rilasciano, che diventano titoli di studio professionalizzanti, cosa non da poco, e poi comunque all'interno della nostra vita professionale. Dico soltanto che è tanto importante questo fatto che bisogna andare in ogni paese civile nel rispetto della legge e nella corretta interpretazione. Riteniamo che questa non sia stata fatta nella produzione dell'elenco di professionisti del MIBAC. L'articolo 95 molto chiaro dice che le figure che sono abilitate in questo momento dalla legge alla redazione della documentazione preliminare, quindi documentazione cartografica, geografica e SARVI, articolo 95, non 96, che parla di scavi, che richiede altro, dice che i soggetti sono dei soggetti con laurea in indirizzo archeologico e specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca o in dipartimenti universitari. Su questo discorso poi è molto lungo, ma per parlare come rapportarsi con i dipartimenti universitari e come al loro interno sarebbe importante mantenere il rispetto delle professionalità degli aspetti retributivi, ma non mi dilungo su questo. Voglio peraltro dire che l'inserimento da parte del MIBAC nell'elenco di soggetti altri da quelli che sono contenuti in questa legge e nel regolamento legislativo 60 del successivo del 2009 ha portato un gruppo di archeologi, più da 20 archeologi con via promozione e sostegno dell'Associazione Nazionale Archeologi a inoltrare ricorso al TAR del Lazio, del quale aspettiamo un esito. Quindi questo anche un po' per dire che ci sono anche delle azioni reali concrete a tutela dell'attività. Chiudo dicendo soltanto che condivido molto tantissime cose che sono state dette e quello che diceva il collega che mi ha preceduto, perché conosciamo un percorso lungo, no?
questione dell'albo, dell'ordine professionale, della definizione, eccetera. Allora, solo vorrei focalizzare questo. La situazione nella